Siamo qui con il presidente Carlo Borsoi dell'associazione ASD Fontigo di Tamburello di Sernaglio della Battaglia. Ecco presidente, voi siete ripartiti questa domenica con il campionato dopo tantissimo tempo di stop. Che emozione è stata ripartire nonostante comunque una sconfitta però? Diciamo che abbiamo incontrato una squadra di rilievo, perché è una squadra che punta alla promozione, però insomma i ragazzi si sono comportati bene, l'importante era ripartire nonostante le norme restringenti, perché c'è un protocollo molto rigido da rispettare, che la federazione ha imposto appunto per poter permettere di riprendere. Adesso si va avanti di settimana in settimana, i ragazzi devono fare il tampone prima della partita come da protocollo, e di conseguenza diciamo che si gioca in sicurezza. Questo ci permette anche di fare le trasferte. Domenica prossima inizia anche la Serie D contro una squadra di Trento qui in casa, e anche in bocca al lupo anche ai ragazzi. Forse una volta era più sentito come sport popolare, magari si giocava inizialmente anche nelle piazze. Noi ad esempio facciamo un torneo paesano ogni anno in piazza, l'anno scorso no, ovviamente per via delle restrizioni, però il Tamburello è nato in piazza. Poi per tutti gli appassionati magari che c'erano, qualcuno per impegni o quant'altro, noi diciamo che se siamo ancora qua che giochiamo probabilmente è perché abbiamo investito nel settore giovanile. Noi facciamo il possibile. L'anno scorso avevamo anche un bel progetto con le scuole dei comuni limitrofi, purtroppo la pandemia ci ha impedito di fare queste promozioni, e comunque anche con i comuni di Sernaglia partecipiamo alla festa dello sport, organizziamo anche un open day. Adesso speriamo che la situazione migliori in modo da poter riprendere queste attività che ci hanno sempre permesso in passato di attingere a nuovi ragazzi e far scoprire questo sport particolare, che consiglio comunque a chi non l'ha mai provato. Ecco. In cosa consiste in parole povere il tamburello? Allora, praticamente, come vedete alle mie spalle, il campo da tamburello misura 80 metri per 20 di larghezza, diviso in due metà uguali e separato da una linea di metà, quindi senza la classica rete del tennis. Si gioca in 5 per squadra, più ovviamente le riserve, 2 a fondo campo, 1 al centro e 2 vicini alla riga di metà. I punti sono praticamente gli stessi a quelli del tennis, quindi 15, 30, 40 e poi direttamente il gioco senza i vantaggi, e si fanno 2 set. Al termine dei 2 set, se la partita è in parità, quindi 1-1, si procede con un tie break alla meglio degli 8 punti diretti senza i giochi. Ecco. L'importante è essere ripartiti con la nuova stagione, visto che la stagione scorsa purtroppo per la pandemia non siamo riusciti a partecipare ai campionati, anzi non sono neanche organizzati dalla federazione, e quest'anno è importante ripartire intanto. Dopo è importante divertirci, far tornare il suolo del Tamburello a Fontigo e fare un buon campionato, una salvezza tranquilla è il primo obiettivo. Dopo tutto quello che ci sarà in più sarà tutto di ben guadagnato, insomma, ecco. Ci impegniamo a giocare, a far conoscere sempre di più il Tamburello, far ritornare ai vecchi fasti il Tamburello del quartiere del Piave, e dopo tutto quello che sarà tutto benvenuto, insomma, ecco.